Tutto pronto alla Pala Tarquini, è il pomeriggio di Ciampino Futsal Came Treviso, l'incontro valevole per la 21esima giornata delle Serie A New Energy. Appassionati di futsal, il più cordiale dei saluti da Alessandro Cappellacci. Ma andiamo subito a conoscere le distinte ufficiali per quanto riguarda il Ciampino Futsal a disposizione di Fabrizio Davide con il numero 1 De Filippis, 3 Messina, 6 Peitaso, 7 Freddi, 8 Sandro, 11 Ferretti, 13 Palmeggiani, 15 Lopez, 17 Casassa, 20 De Stefani, 22 Faticoso, 45 Carmeni. Possiamo già redare lo starting 5 scelto da Fabrizio Davide con tra i pali con il numero 17 Casassa, poi Peitaso, Sandro, Ferretti e Palmeggiani. Risponde il Came Treviso di mister Silvio Roccia. Andiamo a conoscere i 12 scelti quest'oggi per la trasferta ciampinese con il numero 1 Pietrangelo, 7 Botosso, 8 Turk, 9 Del Gaudio, 10 Sutton, Osip il fratello di Luca che ha iniziato la stagione qui a Ciampino, il numero 12 Giapaviera, 14 Di Guida, 15 Fadiga, 16 Sai, 20 Azzoni, 22 Ditano, 89 Sacon. Dirigono l'incontro il signor Andrea Colombo della sezione di Modena, Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli, al crono Angelo Bottini della sezione di Roma 1. Il Ciampino, foto di rito del storico fotografo qui aeroportuale Cesco Natarelli, foto inedita visto che si tratta del debutto per Nico Lopez, ha partecipato al camp con la nazionale degli Stati Uniti. Sarà anche tempo per la foto quanto riguarda il Came Treviso. Abbiamo già visto vicino alla porta posizionarsi Pietrangelo, quindi presumibilmente sarà lui l'estremo difensore scelto da Silvio Roccia, che può contare anche su Ditano, sicuramente un portiere di valore. L'andata se la giudicò il Ciampino Futsal che spugnò 3-2 il Palacicogna. C'erano però i vari Salla, Pina, Diaz, Petrov, tutti i giocatori che hanno lasciato il Ciampino Futsal a metà stagione. Sono tante infatti le novità nel roster caro al patron Filippo Gugliara. Vediamo intanto come quintetto, vediamo Pietrangelo, quindi Sacon, Sutton, vediamo anche Giabaviera e dall'altra parte con il numero 8 Turk. Si attende solo il fischio del direttore di gara che dovrebbe arrivare tra pochissimi secondi e dare il via appunto a questo countdown della Serie A New Energy. Sono 10 infatti gli incontri residui della regola del season. È iniziato l'incontro qui al Pala Tarquini con Sutton corto verso Turk, non arriva il pallone verso Giappa, ancora Sutton fa sportelate con Sandro, autore di un gol, il primo gol in Italia per quanto riguarda il Lusitano, siglato nel derby con l'Attive che aveva per un attimo illuso gli aeroportuali, in vantaggio 1-0 sull'Attive che poi si aggiudica l'incontro 8-3. Tanto fa sportellate Giappa, prova col destro, che sbatte addosso a Sandro, concede una rimessa ai trevigiani. Anzi no, ultimo tocco dello stesso Giappa, quindi è possesso aeroportuale. Casassa, si alza subito il Came, Peitaso con rischio, riesce comunque a servire Ferretti, chiude poi Giappa. Messa dunque ancora aeroportuale, ma dall'altro lato del campo, sull'out di destra, Ferretti lungo, ha provato a dire la verità a cercare di sorprendere Pietrangelo, comunque pallone impreciso e con poca potenza, facile presa per il classe 95 nel giro della nazionale azzurra, tutti l'anno scorso, anzi 2 anni fa ormai, l'europeo della nazionale azzurra del CT Bellarte, ha fatto coppia con Stefano Mammarella, poi infortunato, quindi ha dovuto dividere, diciamo, il reparto con Bertod in Spagna in questa stagione. Intanto Casassa chiama lo schema, rimessa per i rossoblù, lancio lungo a cercare
Palmeggiani però impreciso, tocca intanto Peitaso su lancio a sua volta di Pietrangelo, duella Sandro con Giapa, la meglio il lusitano, ancora perde palla, ora il portoghese aveva insistito su Sutton, brecca qui Palmeggiani sulla tre quarti, ancora Palmeggiani, entra in area e chiude Pietrangelo che compie il primo intervento di questo match. Era defilato Palmeggiani, ha chiuso però molto bene Renzo Pietrangelo, lo scorso al Napoli, dato la conclusione di Ferretti, svirgola però finisce ampiamente alla destra dell'estremo difensore del Came che si appresta a rilanciare, vediamo se è corto e lo fa verso il compagno. Parliamo di Sacon, l'anno scorso si è diviso tra Ecositi e Olympus. Tanto Sutton, Sacon, Turk sloveno, una colonna della sua nazionale, l'ex Dubrovnik. Grande impatto con la Serie New Energy, sono 9 le reti siglate finora in regular season. Tanto perde palla Sandro, fuori dall'area ancora sulla destra, era forse stato un eccesso di altruismo di Turk, poteva calciare verso lo specchio difeso da Casassa, ha provato invece l'assist verso Giapaviera che era sicuramente posizionato bene anche se defilato, ma giocatore come Giapa, autore fino a dei 15 gol in stagione, sarebbe stato per lui un gioco da ragazzi, centrale lo specchio. Tanto corner per il Came, tutto il Ciampino nella sua area. Sutton verso il numero 89 Sacon, cicca un po' il pallone, face presa di Casassa verso Peitaso, fa sportellate con Sacon, ancora Peitaso, si complica la vita da solo, poi è costretto a rilanciare, concede quindi questa rimessa dal fondo a Pietrangelo, già battuta verso Sutton. Turk, Sacon, anticipato Giapa da Sandro, poi Viera che lascia l'incombenza della rimessa a Sutton, ex Meta che ha infatti diviso la, intanto Sutton manda lontanissimo dallo specchio difeso da Casassa. Dicevamo Sutton che ha vestito la maglia del Meta insieme a Messina nella stagione 2021. Anche Azzoni è un ex compagno di Messina, intanto prova Giapa, via centrali, esce Casassa, è scivolata che sratica il pallone nei piedi di Turk, poteva forse calciare prima. Tanto Sacon prova col destro dalla tre quarti, pallone che sbatte su Simone Faticoso. È stato un background nel calcio, è iniziato col Borgo Matera. Intanto Giapa riesce il passaggio verso il compagno, la spalla alla porta, aveva tentato assiste verso Sacon, non avrebbe avuto difficoltà a calciare seppur da fuori area. Tanto Messina lancia lungo verso Palmeggiani, lontana Sacon che sbatte sulla parete del Pala Tarquini, quindi è rimessa dal fondo per il Ciampino Futsal. Casassa a battere quando sono passati 2 minuti e 45 secondi effettivi dall'inizio del match. Faticoso riesce a servire in qualche modo Messina, ancora il Profeta su Ferretti. Messina lungo, la chiama Pietrangelo, pallone impreciso verso Ferretti, l'unico aeroportuale di quelli rimasti rosa aver giocato ogni partita ufficiale quest'anno. Aggiungiamo noi anche le amichevoli, sempre presente Gianluca Ferretti. Intanto prova il pallonetto Osip Sutton su Casassa che dice di no. Traghiotta occasione per il Came, forse la più fulgida. Subito trovare pronto Mirko Casassa, poi col mancino Turk che finisce lontano però dallo specchio, entrato con lo sguardo l'ex Acquestapone. Tanto Casassa lungo verso Messina, aggancia molto bene, serve Freddy. Anche il Freddy, c'è stato un buon impatto nella Serie New Energy, lui che aveva già giocato in Italia col intanto faticoso numero, riesce, anzi no, e ha provato l'assist verso Ferretti che non è riuscito a trovare appuntamento col pallone. Intanto Sacon col destro
Pallone ancora per il Kame, prova Giapa che sbatte su Freddy e finisce fuori, rimessa nei pressi della panchina dei padroni di casa. Si incarica Turk, e giù lo sloveno. E serve Osip Sutton, croato. Sakon verso Giapa. Chiama il movimento Sutton. Ha provato a calciare, ha fatto invece una finta. Il passaggio verso Sakon era, se non d'oro poco ci manca. Chiuso comunque molto bene, ha fatto buona guardia alla difesa del Ciampino. Successo però questo corner, mette giù Sutton, alza verso Sakon, si coordina e c'è la rete. Si è tramutato in un assist la volée di Sakon verso Sutton, che ha sbloccato l'incontro a 4 minuti e 2 secondi effettivi. Ha portato la formazione di Rocha avanti nel punteggio. Per Sutton si tratta della 7ª rete in regular season. Vediamo di questa stagione. Intanto Ferretti verso Freddy e chiude Pietrangelo che dice di no. Subito reagisce il Ciampino che si riporta avanti. Però buona guardia il portierone di Silvio Rocha. Secondo palo verso Ferretti, riparte il Kame con Giapa. Non arriva Sutton qui. Si sarebbe trattato di un 3 contro 2. C'era anche dall'altra parte Turk. Mette giù intanto Faticoso per questa rimessa, lancia lungo verso Freddy, arriva prima però l'avversario, quindi Turk verso Sakon, quindi Giapa. Ci fanno sentire gli Ultras Ciampino sempre presenti riguarda le gare in casa dei propri beniamini. Intanto Giapa ha provato la sponda, Sakon verso Viera, non poteva arrivarci però Giapa. Intanto è entrato Botosso, 99, l'ex Fenice, una vita col Venezia Mestre, 11 anni, 11 stagioni. Eccolo Botosso che non arriva sul pallone, buono comunque il movimento numero 7 del Kame. Casas ha ricevuto palla da Ferretti, sta attento con i secondi, lancio su Faticoso che ha agganciato, poi ha provato, c'era sembrato più un assist che un tiro verso la porta, era più forse un passaggio verso Freddy. A distanza da Turk. Tanto rimessa Ciampino, mette giù il Profeta su Faticoso, prova col mancino, c'era la potenza, non la precisione. L'ex CMB e Pescara. Sutton larga su Botosso, Sakon, Sutton, Sakon ancora, punta, Faticoso preferisce il retropassaggio su Sutton, larga su Botosso, ancora Sutton, accelera il Kame, Pino però chiude ogni spazio, tanto Del Gaudio, abbiamo detto in apertura, autore della doppietta all'andata, non è bastata consegnare quel 4 novembre al Pale Cicogna i 3 punti al Kame. Del Gaudio subito su Sutton, Del Gaudio ancora, chiude lì Ferretti, non era riuscito a controllare a dovere l'ex Villorba. Buona guardia comunque di Ferretti. Botosso che verso Del Gaudio fa sportellate con Freddy che compie il primo fallo del match. Quando sono trascorsi 5 minuti e 45 secondi effettivi, un fallo commesso dal portoghese ex Arsenal Maia. 2 settimane fa confezionò 2 splendidi assist su Ferretti e Palmegiani contro la Feldi. Intanto si riparte, non riesce però lo schema. Stavolta non un movimento precisissimo di Botosso che aveva capito tutt'altro schema, infatti aveva fatto cenno Sutton, non gli avrebbe passata. Mette giù Peitaso intanto per questa rimessa.
lancia lungo a cercare Freddi, però impreciso. Tanto Pietrangelo verso Sacon, Del Gaudio, c'era arrivato prima Peitaso, non è impreciso verso Botosso, però non è riuscito a tenere sul rettangolo di gioco. Ex Santarem, che ha iniziato la stagione nella terza serie portoghese, prima ancora miglior marcatore appunto della terza categoria lusitana, 30 marcature in 43 apparizioni. Palmegiani verso Messina, ancora Palmegiani, vai, apre il passaggio verso Freddi, ha fatto tutt'altro movimento, Suto col mancino, che finisce però lontano dallo specchio, ha controllato con lo sguardo Mirko Casassa. Messina, Palmegiani, si alza il Kame, Peitaso verso Palmegiani, ci arriva ancora Federico Palmegiani e dice di no Pietrangelo, che chiude il primo palo. Fatto bene il numero 13 dei rossoblù a tentare di sorprendere Lorenzo Pietrangelo sul primo palo, ma ex Napoli fatto trovare pronto. Ora Messina col destro, che sbatte su Botosso, con quella rimessa per il Ciampino. In carica Peitaso, chiama lo schema Messina, fatto cenno a Palmegiani, mette giù intanto Peitaso verso Messina, la suola verso Peitaso col mancino, non inquadra lo specchio, è rimasto immobile Pietrangelo, c'è la potenza, non la precisione. Intanto è entrato Azzoni, i primi minuti del match per Azzoni, intanto Messina da fuori, la puntata, i due tempi la fa sua Pietrangelo, tiro insidiosissimo del profeta, per trovare pronto Pietrangelo, intanto brecca qui Messina, va sul destro, prova a calciare, sbatte l'avversario, possessa ancora Ciampino con Freddi, va a passare verso Palmegiani, poi Di Guida si accontenta della rimessa, ex Mantova e Atletico Nervesa. 96, intanto c'è un fischio, abbiamo visto, eravamo concentrati sul pallone, crediamo una spinta di Freddi, leggera spinta, comunque tocco sull'avversario, rimessa da ribattere, serve il fischio del signor Ciccarelli che arriva in questo momento. Intanto lancio lungo, ha chiesto prima il pallone del Gaudio, detto proprio prima, comunque palla imprecisa. Palmegiani prova a servire Peitaso, però il passaggio di prima esce fuori dal rettangolo di gioco, ancora possesso Kame, guida verso Del Gaudio, non controlla il numero 9, ultimo tocco però è di un avversario, quindi rimessa per i trevigiani. Un po' un controllo problematico di Del Gaudio, comunque ultimo tocco di un avversario. Intanto il destro di Botosso finisce troppo alto, fatto bene a provarci il numero 7 del team di Rocia. Lancio lungo di Casassa verso Palmegiani, si gira Palmegiani, fa buona guardia qui il Kame, il numero, il classe 2001, intanto esce fuori Casassa, pallone prova ancora per il Kame con Azzoni, prova il destro, arriva prima Peitaso, poi Sandro verso Palmegiani, ancora Peitaso, Messina, Peitaso, si chiude l'1-2, si gira, ma arriva prima Botosso, poi chiude Peitaso fuori. Comunque buona intensità del team di Fabrizio Davide, non è facile, seppur fatto parte del Ciampino da inizio stagione, terzo anno il rossoblù come vice allenatore tecnico dell'Under 19, certo imprimere il proprio gioco con poco lavoro non è stato semplice, comunque un'identità si vede, anche se la situazione in classifica per il Ciampino è criticissima. Kame invece in scia della zona playoff, 29 punti, una sola lunghezza che li separa dal post season. Tanto chiude Sandro in rimessa laterale concessa ai trevigiani, già battuta. Azzoni, Vesuturk
Sfondare sulla destra, c'è il tocco di Palmegiani che viene ammonito, primo ammonito del match a carico dell'ex Sigurrupe Regalbuto. Qui ha vinto uno scudetto under 19, oltre che Benevento. Vediamo come sfrutterà l'azione di Silvio Rocia, questa punizione defilata sulla tre quarti. Presumibile uno schema, anche se si può anche calciare. Sacon verso Del Gaudio che mette al centro verso Di Guida, pallone però non arriva a destinazione. Ultimo tocco dello stesso classe 92 del Came, quindi possesso Ciampino. Buono il disimpegno di Sandro verso Peitaso, il connazionale Peitaso, entrambi portoghesi. Tanto Ferretti, Sandro, si alza anche Di Guida, Ferretti elude Di Guida. Ancora il classe 2001 ex Real Ciampino Academy. Peitaso verso Ferretti, può andarsene sulla sinistra il classe 2001, non riesce a servire Palmegiani, disturbato l'avversario. Ferretti che ha compiuto passi da gigante in questo triennio. Ciampino si guadagna anche la nazionale. Gol contro il Marocco nella prima delle 4 amichevoli contro i marocchini. La quinta invece si è disputata contro la Serbia, Pelin Marocco. Intanto Turk punta Palmegiani, prova a far passare il pallone, però ne sbatte Palmegiani e disimpegna nel migliore dei modi Di Guida per avventarsi come un fulmine l'ex Benevento, che non aggancia il lancio lungo di Palmegiani, di Casassa. Se Palmegiani che hanno vestito insieme la maglia del Lynx Latina. Tanto Pietrangelo lancia lungo a cercare Giappa, difende il pallone ma arriva al raddoppio Peitaso che glielo sradica. Ancora Peitaso prova a sfondare, fa buona guardia Di Guida che duella con Ferretti. Ultimo tocco del numero 11 dei rossoblu, quindi rimessa già battuta da Di Guida. Ancora Di Guida a lungo, recca lì Peitaso che prova a sfondare per vie centrali. Ancora Peitaso, insiste Peitaso, serve ora Ferretti, poi chiude Azzoni ma rimane a terra Peitaso. Abbiamo visto bene se un colpo aumenta un problema alla caviglia, si toglie ora lo scarpino. Forse un colpo involontario di Azzoni in chiusura. Abbiamo ben visto dalla nostra postazione, comunque nulla di che in ogni caso per l'ex Bioker. Seconda esperienza fuori dal Portogallo per Peitaso dopo la parentesi vissuta in Francia. Dunque la serie a New Energy, quindi l'Italia, il nostro bel paese. Tanto Freddy verso Peitaso, quindi Sandro, ancora Peitaso sulla destra, punta l'avversario, Peitaso sul secondo palo, pallone non arriva a Ferretti, disimpegna bene il Came. Alzoni verso Giappa, non arriva però Viera sulla sfera, lascia scorrere Casassa, rimessa dal fondo. Siamo entrati nella seconda metà della prima frazione. Casassa a lungo a cercare Ferretti che arriva, domestica molto bene Ferretti che elude l'avversario, quindi Peitaso, ancora Ferretti, Giappa ci mette il piede ma il pallone è ancora in possesso del classe 2001. Freddy la fa sbattere su Giappa e finisce a terra, non c'è fallo, semplice contrasto di gioco. Ultimo tocco dunque del classe 90 italo-brasiliano. Esperienza oltre al Came anche alla Cogianco, Arieti, Dane Vicenza. Tanto fa passare Sandro verso Freddy, finisce a terra, poi col mancino Casassa dice di no, in due tempi manda fuori, stava per avventarsi come un fulmine Giappa per ribadire in rete. Grande l'intervento di Mirko Casassa su Turk. Casassa, autore di numerose buone prestazioni in stagione,
di recente, quella di 2 stagioni, di 2 partite fa contro la Fel di Eboli. Non è bastata però per permettere al Ciampino di conquistare altri preziosi punti in ottica salvezza, quantomeno per qualificarsi al play-out. Intanto ancora a fraseggiare qui il Kame, si alzano Ferretti e Freddi, lancio lungo verso Giappa, pallone però impreciso, deve evitare più un disimpegno in avanti. Questo è il pressing degli avversari. Intanto pronto a lanciare Casassa, lo fa lungo verso Freddi, buono il movimento, Freddi di testa a cercare Sandro e spazza via Sutton, pallone che sbatte sul soffitto del Palatarquini, quindi è rimessa laterale. Ferretti corto verso Sandro, si chiude l'1-2, faticoso sulla destra, punta Sutton verso Freddi che non controlla, il possesso al Kame, ancora impostati i trevigiani. Sutton verso Sacon, Ferretti ci mette una pezza ma il pallone ancora nel Kame, Sacon verso Giappa, Giappa tu per tu con Casassa su Sutton e Casassa, un super intervento, riparte qui il Ciampino con Freddi, prova a sfondare sulla sinistra, ancora Freddi in scivolata a chiudere Giappa. Ferretti, retropassaggio su Sandro, ha resistito una doppia carica il vincitore di 3 TDR con la rappresentativa laziale. Tanto Freddi prova a sfondare, recupera il Kame con Giappa, serve Turk, con calma il team di Roccia, porta del gol di vantaggio ma manca ovviamente una vita alla fine del match, soprattutto alla fine di questo primo tempo. Finisce a terra intanto Sacon, spinta, intanto c'è ammonizione in panchina a responsabile degli arbitri Daniele Caretti. Comunque terzo fallo commesso dagli aeroportuali, nessuno a carico del Kame quando sono trascorsi 12 e 19 effettivi. Se vogliamo seconda ammonizione del match, anche se per quanto riguarda i giocatori una sola inflitta a Federico Palmeggiani. Ma si riparte, Sacon verso Turk, sterza Turk ma capisce tutto Ferretti che riparte da sinistra, ancora Gianluca Ferretti che ha provato a girarsi per poi servire Palmeggiani, si complica la vita da solo però il numero 11. Palla al Kame con Sutton che serve Giappa, fa sportellate con Messina, ancora Viera, ora verso Sacon, Turk si accentra, serve Giappa, quindi Sutton a sinistra su Sacon, rientra intanto il Ciampino che si riposiziona. Sutton, alzano i decibel gli Ultras Ciampino. Giappa si gira su Messina, prova col destro da posizione defilata, riparte il Ciampino però con Palmeggiani, ancora Federico Palmeggiani verso Messina e c'è la rete di Giovanni Messina che a 13 e 8 secondi riporta il Ciampino sull'1-1 in pari. Dunque e l'esultanza verso i propri tifosi del profeta Messina. Secondo gol col Ciampino per l'ex Meta Catania e Acireale, che da posizione defilata supera Pietrangelo. Non ce l'aspettavamo a dire la verità da quella posizione. Intanto Sutton verso Turk, ancora prova a sfondare Sacon sulla sinistra ma chiude faticoso senza problemi, mette giù Sutton verso Sacon, su Del Gaudio, Sutton ancora prova a eludere Palmeggiani, pallone che passa, fa buona quella però Ferretti, riparte Palmeggiani sulla destra, ancora Palmeggiani, una leggera spinta di Del Gaudio, non c'è fallo comunque, quanto basta il tocco a difendere questa azione potenzialmente pericolosa.
del numero 10 avversario. Intanto Del Gaudio, retropassaggio su Sacon, quindi Sutton sulla sinistra, punta Palmegiani, pallone che passa sul compagno, poi che va fuori, finisce fuori, quindi rimessa dal fondo e Fabrizio Davide chiama il time out e ne approfittiamo mentre vanno in onda i replay per prenderci un minuto di pausa anche noi. Abbiamo visto un magnifico assist di Palmegiani, gran tiro a incrociare di Messina, certo defilato, poteva forse fare qualcosina di più Pietrangelo. Fatto sta che si sta sull'1-1, sono trascorsi 13 minuti e 57 secondi. Ciampino che si riposiziona sul rettangolo, si sta sistemando anche il Kame. Ferretti si rilascia allo scarpino, vediamo come sfrutterà immediatamente questo time out. Sicuramente hanno concordato lo schema da utilizzare. Intanto Casassa corto verso Messina, su Ferretti, si alza Del Gaudio, pallone che passa su Palmegiani, della spinta di Sacon, ultimo tocco dell'89, quindi rimessa Ciampino. Carica Ferretti che lascia però a Messina, vediamo come la sfrutterà il Profeta, lungo verso Palmegiani, arriva prima Sacon, quindi Del Gaudio col mancino, c'era la potenza, anche la precisione, poi sbatte su Messina che fa ripartire Ciampino. Palmegiani verso Faticusa, alleggerisce però Sutton su Pietrangelo, ancora Sutton, Di Guida, Sacon, ancora Di Guida, però che sbatte su Palmegiani. Sutton elude Faticuso, ancora Sutton sfonda per vie centrali e serve Sacon che prova il pallonetto, era uscito Casassa, pallonetto però che non c'entra lo specchio, occasionissima per il Kame, impreciso qui il giocatore dei trevigiani, occasionissima per riportarsi avanti. Petaso, Messina lancia verso Ferretti, ha fatto tutt'altro movimento, comunque a prescindere era alto, ha fatto più un lancio profondità, l'aveva accorciato invece Ferretti. Intanto Sutton punta Peitaso, Sutton ancora, serve Sacon, fa passare Di Guida, uno che sbatte però su Ferretti, rimessa ancora per il Kame. Sacon, Di Guida verso Del Gaudio, su Botosso, Gaudio ancora, ora Sacon, entrato intanto anche Freddy a difendere, fa buona gol il Ciampino, non sta concedendo linee di passaggio al Kame e comunque come una partita a scacchi sta facendo girare il pallone per trovare il varco giusto, il momento giusto per attaccare. Dato Del Gaudio, fa sportellate con Peitaso, perde il pallone Peitaso, Del Gaudio finisce a terra, Freddy, spinta di Botosso, c'è il fallo, primo fallo commesso dal Kame Treviso in questa prima frazione, 3-3 a carico del Ciampino Futsal. Spinta su Freddy che va a prendere profondità di campo, marcato da Sacon, pronto a battere intanto Ferretti, vediamo se proverà subito a servire Freddy o scaricherà su Messina, lo fa verso il Profeta. Ferretti su Peitaso, inseguito da Del Gaudio, Ferretti, si alza anche il numero 7 Botosso, chiede il corner, ultimo tocco però dell'ex Venezia Mestre,
Non è d'accordo infatti il giocatore Xefenice. Tanto Casassa verso Ferretti. Non arriva per il passaggio verso Peitaso. Possesso Kame. Col mancino e le spinge. Casassa in tuffo sulla sinistra. La conclusione di Del Gaudio. Tanto colloquio di guida con Botosso. Tanto si avvicina anche Del Gaudio, allarga Botosso, riceve il pallone, mette il pallone al centro, pallone che rimane lì, poi fa buona guardia Messina, che serve Freddi. Kame davvero che sa pungere. Intanto Freddi fa sportellate con Botosso, duello tra numeri 7. Alla meglio Freddi che guadagna questa punizione. Da battere il lusitano, che lo fa verso Casassa. Si alza Del Gaudio, ancora Freddi, Messina, Freddi ancora, si alza Botosso, riesce però il lancio verso il Profeta. Buono il movimento dell'ex meta. Si è alzato anche Peitaso. Intanto Sacon a cercare Del Gaudio, fa buona guardia qui Ferretti che fa ripartire il Ciampino. Ancora Ferretti per i vie centrali, si allarga ora, ci mette una pezza lì di guida. Davvero grande intervento del classe 96. Intanto pallone che finisce tra le mani di Mirko Casassa. Serve Freddi, spalla alla porta verso Messina, ancora Freddi, si alza Del Gaudio, serve Ferretti. Peitaso per vie centrali, 3 contro 3, Peitaso col mancino. Intervento sì, difensivo del giocatore del Kame. Chiama lo schema intanto Messina. Quindi corner per gli aeroportuali, mette giù il Profeta. Mette forte al centro, non arriva però Ferretti. Grande intervento però di Botosso, che ha rallentato quel tanto che bassa l'avversario numero 11 per impedirgli di impattare la sfera. Tanto 2,51 all'intervallo, ovviamente effettivi, sempre 1-1 il punteggio. Di guida, Sacon verso Giapa, vi era retropassaggio su Di guida, quindi Botosso. Sacon fa passare il pallone, dispera Giapa, aveva chiesto il pallone alla sua destra, infatti ha fatto cenno a Sacon. Però buono il passaggio, c'era la giusta intensità, non si era chiesto col compagno. Intanto brecca qui Sacon col destro e c'è il palo del Kame, occasionissima per i trevigiani per riportarsi avanti. Tanto Casassa verso Messina, quindi Freddi, ancora il Profeta, Sandro, Messina, si alza il Kame, Freddi, passati verso Sandro, prova a liberarsi di Botosso che non ha bocca e chiude nel migliore dei modi e concede questa rimessa al Ciampino. Sandro mette giù, tocca corto verso Freddi, ancora Freddi, recupera qui Giapa Viera, ancora Giapa su Di guida, ha provato a mettere sul secondo palo su Sacon, che sbatte però su un avversario, quindi rimessa Kame. Botosso col destro, pallone che finisce davvero di poco alla destra di Mirko Casassa. Rivediamo il replay, c'era la potenza, c'era anche la dischetta precisa, ma c'è forse il tocco, quindi è paratona di Casassa, c'è il tocco, c'è il corner, quindi paratona di Casassa. Non avevamo visto la nostra postazione, davvero allora un super intervento. Intanto c'è fischio del signor Colombo, quindi fallo in attacco, sì, punizione di seconda. Colloquio ora Giapa con signor Colombo, sempre 3-2 i falli. Intanto Messina si riparte verso Palmegiani, Palmegiani mette al centro, non arriva però Ferretti, troppo lontano, era più un assist no look quello
del bomber di Coppa Divisione, ovviamente del Ciampino Futsal, che fino agli ottavi ha siglato 16 reti, oltre alle 3 marcature nella Serie A New Energy in questa stagione. È il miglior marcatore stagionale del Ciampino in tutte le competizioni. Tanto magnifica questa azione manovrata del Kame a 1,24 effettivi dall'intervallo. Il messaggiato da Ferretti verso Casassa, quindi Ferretti lungo, non riesce, però lo schema, non si intendono i compagni, ha fatto tutt'altro movimento Palmegiani. Si riparte Sutton, Turk verso Sutton, chiude lì Messina, tanto sulla sinistra si alza anche Azzoni. Ora si accentra Azzoni, però intanto il pallone verso Giapa, poteva forse provare un velo verso Azzoni, aveva lo specchio per calciare, ovviamente Giapa non poteva sapere del compagno dietro. Tanto corner, Sutton fuori verso Azzoni, ci mette il piede Ferretti, ancora Ferretti a chiudere sul classe 95, campione d'Italia con Mirko Casassa per quanto riguarda l'Asti nella stagione 2015-2016. Tanto Ferretti prova a eludere Turk sulla sinistra, Ferretti ancora e chiude Osip Sutton. C'è questa rimessa laterale ai padroni di casa, mette giù Ferretti verso Messina, Casassa, Sandro mette il piede Sutton a chiudere. Saggio di Sandro verso Messina, si allarga ora sulla sinistra, Sandro verso Ferretti, a Giapa, pressing efficace, costringe Ferretti all'errore, passaggio impreciso verso Palmegiani, quindi rimessa Kame, sono verso Turk, Turk ancora, serve Sutton sulla sinistra, ancora Sutton col mancino e chiude Casassa sul primo palo. Fatto il movimento sulla sinistra, chiude sulla destra. Il corner per il Kame. Chiama il timeout Silvio Rocia a 23 secondi effettivi e 6 decimi dall'intervallo. E ne approfittiamo per prenderci l'ultimo minuto di pausa anche noi. Quintetti che stanno per riposizionarsi sul rettangolo di gioco del Pala Tarquini. Vediamo come i trevigiani sfrutteranno il timeout chiamato dal loro allenatore Silvio Rocia, con assolutamente da sfruttare questo per gli ospiti. Mette giù Sutton, tu verso Turk, prova a mettere al centro, fa buono con il Ciampino che riparte con Federico Palmegiani, a recuperare già il Kame. Sacon verso Turk, si alza Sandro, uno che arriva a Giapa, serve Sutton, Ferretti chiude, ancora però Sutton a mettere al centro verso Sacon, chiude a sua volta l'avversario, quindi ancora possesso per gli ospiti e ancora corner, se ne incarica ancora Sutton, mette al centro, chiude Sandro. È uscito anche Casassa a provare a anticipare Giapa. Mancano 4 secondi e 7 decimi all'intervallo. Sutton al centro, ultimo tocco dovrebbe essere di Ferretti a chiudere quindi su Giapa. Da 2 passi dalla porta Sutton verso Turk, chiude intanto il profeta Messina. Ciampino che deve stringere i denti
chiudere sull'1-1 questo intervallo. Il tuo tocco però del giocatore del Kame, quindi è rimessa, battuta da Messina, lunga verso Palmegiani. E in questo momento c'è la sirena dell'intervallo, 1-1 il punteggio tra Ciampino Futsal e Kame Treviso. Kame che si era portato avanti con Sutton, il pareggio invece arrivato con Giovanni Messina. Ma rimanete con noi, tra circa 10 minuti il secondo tempo della sfida tra gli aeroportuali e i trevigiani. La città di Ciampino, ma si riparte. Freddi verso Ferretti, Faticuso e Casassa subito a chiudere su Sutton, occasionissima dopo 10 secondi effettivi. Trovato tra i piedi Sutton l'occasione di firmare la doppietta e di portare i trevigiani avanti. Altro bell'intervento di questo match, non solo di Mirko Casassa a chiudere su Osip Sutton. Sutton verso Sacon, ancora Sacon, doppiatura in tripla battuta, 2 volte ha chiuso Freddi, poi al terzo tentativo ha mandato al lato la destra di Mirko Casassa. Kame che ha cominciato al massimo questa ripresa. Palmegiani ad allargare verso Faticuso, non arriva però il pallone. Ex Pescara, autore del miglior gol di 2 giornate fa, quello siglato contro la Feldiepoli, almeno secondo la divisione calcio a 5. Intanto Giappa si gira sulla tre quarti, serve Sacon sulla destra, a sua volta verso Sutton, viene anticipato Giappa da Palmegiani. Tu porto con Pietrangelo, ha provato a incrociare, non c'entra però lo specchio Federico Palmegiani, che ha sfiorato davvero un gran gol. Era forse sceso troppo presto Pietrangelo, comunque aveva chiuso bene il primo palo, poteva forse aspettare un pochino di più in piedi. Intanto Freddi ad anticipare Botosso, ultimo tocco dello stesso Lusitano, quindi rimessa per il Kame Treviso. Verso Botosso, ancora Sutton, Sacon, palo che sbatte su Freddi, Giappa nel raddoppiato, recupera palla il Ciampino, Ferretti prova a deludere Sutton, ancora Sutton a inseguire Ferretti, Casassa, Ferretti ancora, viene raddoppiato, lungo, tocca Giappa verso Botosso, ancora Ferretti, Giappa, c'è un fischio, intanto ed anche la munizione è di Sutton. Siamo a 1:20, prima infrazione di questa ripresa e a carico del Kame. Colloquio Mirko Casassa col signor Ugo Ciccarelli, decisione di Napoli, ha chiesto munizione a Sutton. Intanto Giappa sulla destra, Giappa col destro che sbatte su Federico Palmegiani, a sua volta il pallone tocca il soffitto del Palatarquini. Confermiamo, dopo 1 minuto e 27 effettivi ha iniziato davvero bene il Kame questa ripresa, desideroso di portarsi avanti e proseguire l'inseguimento ai playoff. Intanto sportellate Freddi con Giappa, ultimo tocco dello stesso Viera, quindi possesso aeroportuale con Faticuso pronto a battere questa rimessa e lo fa verso Freddi che aggancia il pallone, non riesce però l'1-2 con Faticuso, quindi Giappa sinistra verso Sutton, aggancia Palmegiani, accelera ancora Federico Palmegiani, pallone però basso, era più un assist che un tentativo verso lo specchio, bloccato senza problemi Pietrangelo, portierone del Kame Treviso. Sutton verso Giappa, fa sportate con Freddi, ancora Giappa da pivot modello, scarica su Sutton, a chiudere Ferretti, era stato anche raddoppiato da Palmegiani. Intanto Sacon, ancora l'ex Cositi, serve ora Sutton, non riesce, l'assist verso Botosso, che gran movimento l'ex Fenice, S99.
preso vantaggio sul diretto marcatore. Le cose da insegnare la scuola calcio. Intanto lancio verso Petaso sulla destra, Petaso a tu per tu con Pietrangelo che spara la porta a Lusitano, permette alla Camera di rimanere sull'1-1. Grande accelerata qui del Ciampino Futsal. Pensato però Pietrangelo a dire di no. Freddy, ancora Peitaso, ha provato subito a calciare verso il primo palo, ha chiuso però Sacon nel migliore dei modi. Ancora corner comunque del Ciampino. Peitaso a battere verso Palmegiani, allarga sulla sinistra verso Ferretti, si alza Sacon. Ancora Palmegiani, retropassaggio su Mirko Casassa. Corto su Palmegiani, si alza Giapa, prova a scippare il pallone, costringe a disimpegnare Palmegiani, pallone che finisce tra le mani di Pietrangelo che scarica subito verso Sutton. Botosso, Sutton ancora verso Giappa che si gira e chiude Casassa che ha letto il movimento e concede questo corner ai veneti. Mette giù Sutton verso Sacon. Botosso, Giappa, ancora Viera, la suola verso Sutton, Botosso, Sutton che a chiudere Peitaso e viene eluso però, molto bella Sutton, poi Botosso col destro, si ricola troppo, quindi pallone che sbatte sulla parete del Palatarquini, rimesso dal fondo per il Ciampino, se ne incarica ovviamente Mirko Casassa che rilancia a lungo a cercare Ferretti, aggancia Ferretti molto bene ma si porta il pallone fuori, disturbato da Sacon, fatto davvero una grande guardia sull'avversario. Possesso Kame con Botosso che ha ricevuto palla da Sacon, calma il Kame, manca una vita ovviamente, 16 minuti e 20 effettivi. Intanto Giappa tu per tu con Casassa che dice di no, ci mette la mano e disimpegna qui Peitaso. Ancora il Kame che prova a pungere e lo sa fare molto bene, una squadra organizzata come quella di Rocia. Dato Botasso sulla destra, pallone di un non nulla fuori. Ha tentato Botosso a sicurare il terzo gol in questa regular season. Ultimo tocco deve essere di Casassa, l'abbiamo visto dalla nostra postazione, quindi è corner, pallone al centro, incaduto da Botosso, non riesce a indirizzare in porta, poi Giappa gli mette il piede e allontana Sandro. Rimessa dal fondo Kame, battuta da Pietrangelo verso Sutton sulla sinistra, alza il baricentro vertiginosamente, direi il baricentro il Kame. Sutton ancora, prova a saltare Peitaso, ancora Sutton, Giappa, Viera, Sacon, Sutton, ancora il croato, prova a liberarsi di Peitaso e c'è la traversa, il pallone è entrato, pallone è entrato, quindi gol di Sutton, quindi traversa, gol, noi abbiamo visto dalla nostra postazione, quindi Sutton che sigla la sua doppietta a 4:28, il 2-1, Kame avanti, del resto aveva iniziato molto bene questa ripresa. Intanto ancora il Kame, finisce a terra intanto Peitaso su spinta di Botosso, fallo commesso dagli ospiti. Intanto Messina, corsa abbastanza lunga, chissà che non provi direttamente in porta. Lascia però l'incombenza a Gianluca Ferretti. Ferretti prova col destro e sulla rete! La rete di Gianluca Ferretti che riporta il Ciampino in pari, ma che gol ha fatto Ferretti! Destro micidiale sulla destra, quindi alla sinistra di Pietrangelo. Di a 4:40, Ciampino nuovamente in pari.
che Pietrangelo non era coperto dal movimento di Messina, lo rivedremo poi in fase di replay. Intanto Sutton, quindi Turk punta il profeta, ancora Turk, poi liberarsi di Messina, ancora Turk mette al centro, poi il pallone a dire la verità indirizzato sul primo palo, era più un passaggio che un tiro. Comunque Casassa attento che ha concesso il corner ai trevigiani. Ne battuto col destro violentissimo di Sacon, sbatte sulla barriera aeroportuale, barriera in movimento ovviamente. Intanto colpo di Sandro che si era davvero immolato per difendere la porta dal bolide calciato da Sacon. Sandro, eccolo, lancio lungo su Peitaso, non è però gestito dal Kame qui. Turk verso Sutton, si allarga anche Pietrangelo che riceve ora il pallone. Pietrangelo lungo, di testa Messina, poi Ferretti, quindi Sandro. Ferretti, buono il disimpegno qui del Ciampino e stava per farlo suo di guida su Ferretti. Comunque rimessa Kame già battuta. Turk punta Freddi, ancora Turk con calma, prova a sterzare sulla sinistra, prece servire di guida, anzi Sacon verso di guida che non impatta il pallone. Comunque ha fatto il movimento a coprire Mirko Casassa. Eccolo Casassa, pronto a lanciare lungo e lo fa verso Freddi, di testa Freddi verso Faticoso, a buona guardia il Kame, ma gioco pericoloso numero 22, quindi per i pochi che ancora non lo sanno non è cumulativo per quanto riguarda i falli commessi. Seconda già battuta. Turk, Sacon, Giappa spara alla porta, prova il passaggio verso di guida ma chiude Ferretti, arrivato da Giovanni Messina. Mette giù di guida, adesso su Turk, punta Freddi, scarica su Sacon, Turk ancora, quindi di guida verso Sacon col destro, però che sbatte su Freddi, finisce fuori, quindi in corner per i veneti. Se ne incarica classe 96 di guida che mette giù, fuori verso Sacon, prova col destro però che sbatte su Giovanni Messina. Rimessa Kame verso Sacon, Giappa si gira e centra il palo alla sinistra di Casassa, occasionissima per il bomber di Silvio Rocia per siglare la sua 16ª marcatura in regular season, lui che finora ne ha segnate ben 15, sempre i marcatori di Serie A. Intanto Sacon non c'entra stavolta lo specchio, di potenza ne ha da vendere, stavolta è mancata la precisione. Intanto Freddi finisce a terra, c'è fallo commesso da Sacon, il conteggio di falli sale a 3 per i veneti, nessuno invece in questa ripresa a carico per il Ciampino. Intanto vediamo colloquio Fabrizio Davide con Mirko Casassa. Nei pressi della panchina, uno in barriera. Intanto vediamo se Ferretti riproverà a calciare verso la porta. Ecco Ferretti, riprova, stavolta risponde presente Pietrangelo che attento, si oppone di piede, poi il pallone ha colpito il soffitto, quindi rimessa laterale per il Ciampino. Se ne incarica Freddi verso Faticoso, ancora Freddi, Freddi col mancino, pallone troppo alto, non ci dovrebbe essere tocco, anzi sì, quindi c'è stato il tocco di Turk, quindi bel intervento difensivo dello sloveno. Intanto Freddi recupera qui il Kame che riparte, pallone però che non arriva a destinazione, sarebbe trovato un'autostrada Turk verso la porta di Casassa,
Ancora il Kame a gestire questo possesso, ma chiude faticoso. C'è un'altra rimessa stavolta dal lato opposto, quindi nei pressi della panchina dei rossoblu. Pronto a battere Sakon. Un po' corto verso Turk. Ancora Turk. Del Gaudio. Punta Messina. Sakon col destro. Pallone forse toccato da faticoso, non secondo i direttori di gara, quindi è rimessa dal fondo. Casassa corto su Freddi, ha fatto la finta di lanciare lungo, quindi Messina fa sportellate con Del Gaudio. Ancora Messina, arriva dal supporto Turk, ma Ferretti a tu per tu con piede, gioco la Ferretti, c'è spiegato il pallone, poi Messina è faticoso, salva sulla linea, forse di guida o Pietrangelo, lo vediamo in replay, ma si oppone nel migliore dei modi qui il Kame. Sì, è stato di guida a salvare sulla linea, a impedire al Ciampino di portarsi avanti. Si infiamma il match qui al Pala Tarquini. Grande e prodigioso intervento di guida, quindi corner per il Ciampino, già battuto. Ora Freddi guadagna metri, non riesce però l'assist su faticoso che spinge Sakon e si becca il giallo, secondo ammonito del match, quindi dopo Palmegiani Simone Faticoso ricevere l'ammonizione a 7:22 effettivi dall'inizio di questo secondo tempo. Si fanno sentire gli ultras Ciampino, tanto posizione già battuta. Turk lungo, brecca qui Ferretti che sa che il pallone a Del Gaudio. Intanto Casassa lungo a cercare Ferretti, non può arrivare però il numero 11 dei rossoblu. Ha fatto un quel cenno di assenso al proprio estremo difensore, il capitano degli aeroportuali. Il capitano che ha iniziato la stagione Gabriel Pina, ma la sua partenza all'Eco City. Il capitano è l'ex acquestapone Mirko Casassa. Del Gaudio intanto verso Turk, ha messo il piede faticoso, pallone però arriva comunque a Del Gaudio che serve Azzoli ed esce Casassa che la blocca sulla linea. Grande ancora uscita dell'estremo difensore dei padroni di casa, che ora Faticoso fa sportellate con Turk. Ancora Simone Faticoso che serve Palmegiani, retropassaggio su Messina. Palmegiani ancora, Faticoso di tacco verso Palmegiani sulla sinistra, Palmegiani ancora, chiude a doppia chiusura del Kame. Che cosa aveva fatto però Palmegiani? Chiedono forse un tocco con la mano di Turk. Se c'è stato era, il braccio era basso, facendo pure Faticoso del tocco col braccio. Intanto prova col destro Messina, Palmegiani ancora, che cosa ha fatto comunque prima. Fatto sta che si rimane sul 2-2, Ciampino ancora vicino al vantaggio, ma ora è il Kame a gestire questo possesso. Sutton, Turk sulla destra, Sutton verso il croato, ancora Osip Sutton. Sutton col destro, chiude tutto lì Palmegiani e poi la blocca Casassa che lancia lungo, lascia scorrere Palmegiani, pallone impreciso verso Ferretti. Intanto Azzoni chiude tutto Simone Faticoso, che ha letto bene il movimento dell'avversario. Intanto rientra Botosso, uscire a Turk. Rimessa a Kame con Azzoni che allarga su Botosso. Botosso punta Palmegiani, destro di Botosso, pallone che sbatte sull'avversario, quindi è rimessa laterale per i veneti. Chiama lo schema 1 Sutton, mette giù, serve verso Azzoni, che passa su Giappa,
Ancora Azzoni, ha messo questa palla di platino al centro, disturbato Botosso dall'avversario, non è riuscito a insaccare il 2-3. Palmegiani, lui a battere questa rimessa, lo fa verso Casassa, ancora Palmegiani verso Sandro, arriva però Sutton sulla destra che sradica il pallone sul Lusitano, mette al centro, capisce tutto Ferretti che fa ripartire il Ciampino. Palmegiani manda fuori il pallone, ha subito prima un colpo Sandro, che dovrebbe essere restituito al Ciampino, e così è sportivamente Botosso. Intanto Casassa pronto a battere questa rimessa, Casassa lungo su Palmegiani, Sandro, Peitasso verso Palmegiani, chiude tutto lì, Azzoni. Intanto Sandro, c'è palla a Ferretti, prova a smarcare Botosso ma ci mette il fisico l'ex Fenice. Ultimo tocco di Ferretti, quindi Kama a impostare, ora Sutton verso Giappa, Giappa col destro, risponde presente Casassa, tiro violento ma centrale, poi di Sipigno il Ciampino, guardate questa rimessa vicino alla panchina rosso-blu agli ospiti, mette giù Sutton verso Giappa, su Sutton che sigla la tripletta, davvero un'azione letale. La palla ferma e a 10-21 il Came si riporta avanti nel punteggio, davvero gran schema degli ospiti. L'azione di Silvio Roccia, vediamo uno dei migliori tecnici della Serie A New Energy, brasiliano. Intanto buono il disimpegno qui del Ciampino in uscita, ma sciupa tutto poi Sandro, riparte quindi il Kame, chiude Freddy che legge bene il movimento su Azioni. Intanto vediamo in panchina che si indossa la maglia gialla faticoso, quindi Fabrizio Davide sta per tentare il power play per riprendere il punteggio. Intanto lungo Pietrangelo verso Azzoni, non può arrivarci il classe 95 e chiama il time out Fabrizio Davide per preparare allora il portiere in movimento. Infatti è pronto faticoso. Vediamo intanto i replay. Quintetti che si riposizionano sul rettangolo di gioco. Abbiamo visto poco fa i replay. La tripletta di Sutton che sale quindi a 9 marcature questa regular season. Tanto pronto a lanciare Casassa. Sarà lungo a cercare Ferretti. Domestica bene il pallone, ma chiude Sacon che manda fuori, pronto a entrare faticoso. Quindi power play optato da Fabrizio Davide, che in allenamento cura molto questo dettaglio. Ciampino, a prescindere dall'esito di questa regular season, buone mani con Fabrizio Davide, sta curando gli allenamenti ma anche la gestione della partita. Intanto faticoso, chiama lo schema Messina, faticoso ancora sulla destra, Ferretti
corto su Freddi, non riesce però verso Messina e c'è il quarto gol sfiorato da Sacon. Deve stare attento il Ciampino e ha sbagliato il passaggio Freddi verso Messina, passaggio no look. Tanto pronto a rilanciare Casassa, fa lungo verso Ferretti, chiude tutto Sacon che spara il pallone sul soffitto del Pala Tarquini, pronto a rientrare faticoso, lo fa in questo momento, fa ripetere sostituzione il signor Colombo, era forse entrato una frazione di anticipo faticoso. Che si riparte faticoso verso Messina, quindi Ferretti stato sul Profeta, ancora faticoso Messina, Ferretti ancora, si alza Sacon, chiude bene il Kame anche come baricentro, tanto Freddi mette al centro, ancora Freddi in seconda battuta, pronto a rientrare Casassa, diciamo intanto scivola Casassa di testa, Giappa riesce a indirizzare in rete, era scivolato Mirko Casassa, Giappa stava per consegnare il +2 alla formazione di Rocia che prima aveva chiuso bene su power play, posizionamento perfetto come baricentro contro la piramide aeroportuale. Tanto Azzoni verso Sudo che non aggancia, non riesce a tenere la sfera, quindi concede questa rimessa al Ciampino Futsal. Ferretti verso Messina, chiude tutto Azzoni, manda fuori, rientra faticoso quando mancano 7:40 effettivi alla fine del match. Faticoso Messina a sinistra su Ferretti, chiama lo schema Messina, deve accelerare il ritmo, però la formazione aeroportuale non troverà il varco giusto per calciare verso la porta difesa da Pietrangelo. Faticoso, si intendono a meraviglia i 4 lì in mezzo del Kame. Ciampino deve accelerare il ritmo, tanto Parmegiani. Messina a sinistra su Ferretti, Ferretti ancora preferisce il retrosaggio su Messina, quindi faticoso sulla destra, si è alzato Sutton, ora chiama lo schema Messina, pronta a ripartire, nuovo giro palla. Ferretti, Freddi col destro, ha toccato Pietrangelo, gran parata di Lorenzo Pietrangelo, bolide di Freddi dalla distanza, ma c'era la potenza di corner battuta faticoso verso Messina. Ciampino temporeggia, chiama lo schema ora Messina, faticoso Messina ancora, fa il movimento Parmegiani, riceve ora palla, allora da mettere al centro sulla corrente Ferretti o comunque sul secondo palo verso faticoso, chiude però bene il Kame, con già battuto Freddi, Ferretti, quindi Messina, faticoso Messina ancora, Freddi, non c'è il varco, quindi pallone ancora a Messina, il movimento, aveva fatto il cenno di movimento a faticoso che aveva forse tardato a partire. Una Messina, faticoso, chiama ora lo schema Messina, vediamo tarda per arrivare il movimento, quindi Ferretti, ora Messina, faticoso, Freddi, Ferretti ancora, Messina, si avvicina Freddi, recupera palla il Kame col Sacon in caduta, non riesce a indirizzare bene in porta, tanto Ferretti col destro chiude il Kame e disimpegna Azzoni. Stai attento il Ciampino, abbastanza lento in quel frangente sul giro palla,
ha chiamato il movimento Ferretti. Ferretti, eccolo che batte verso Messina. Faticoso, ovviamente sempre nel power play. Messina ancora, chiama ora lo schema per movimento Ferretti a tagliare. Ora si allarga Palmegiani, tanto Freddi verso Messina, quindi Faticoso che finisce a terra su colpo di Sutton, che riceve il giallo, primo ammonito del Kame del match. Tanto gesto di Sutton, a colloquio d'accordo il croato con il signor Colombo. Solo giallo quindi per il fratello di Luca. Intanto a colloquio Faticoso con Palmegiani. Non dovrebbe essere un tiro diretto verso lo specchio, anche se avendo avuto un background nel calcio di potenza ne ha da vendere. Ex Borgo Matera. Infatti passaggio verso Messina. Cambia il Ciampino, manca una vita, mancano oltre 5 minuti effettivi. Chiama lo schema Messina, quindi Faticoso fa ora lo schema del profeta, si allarga a meraviglia, ma forse Freddi poteva fare qualcos'altro. Intanto il pallone verso lo specchio e c'è la rete, la quarta rete, dopo 15 minuti e 8 secondi. Abbiamo visto, dovrebbe essere Giapa, gol di Giapa infatti, che unisce questo errore in fase di disimpegno su schema, diciamo, del Ciampino su power play. Quindi a 15:10 Kame che si porta sul +2. Ferretti, Messina, Faticoso, deve rimanere con i nervi saldi il Ciampino. Tanto Ferretti, Freddi, Messina, Palmegiani, Messina ancora si alza, Giappa verso Faticoso e Freddi si divora un gol già fatto sul secondo palo. Faticoso non riesce a indirizzare in porta il portoghese ex Police, una occasionissima subito per il Ciampino. Riportarsi sul -1, sciupata, dicevamo, deve rimanere con i nervi saldi la formazione aeroportuale perché il tempo ce n'è, anche se non è facile trovare un varco contro gli uomini di Silvio Rocia. Messina, è entrato intanto Peitaso, Faticoso, Messina ancora, Palmegiani, Messina, Faticoso, ancora Messina, Palmegiani, ancora sulla punta della piramide Messina, ora su Freddi, Messina, Kame che rimane nella stessa posizione, deve accelerare un pochino il Ciampino, intanto col destro Messina aveva provato senza soluzioni, intanto lancio lungo, pallone che finisce in porta, ovviamente si riparte dalla rimessa dal fondo. Erano un po' immobili lì i giocatori del Ciampino, certo Kame ha chiuso bene, ma deve fare meglio così su power play. Tanto a colloquio Messina con Freddi. Fatto giudicare il gesto di Freddi era sicuramente riferito alla situazione di prima su portiere di movimento. Tanto è entrato Fabrizio Paterna, ha detto spazzolone dei rossoblù per asciugare lì in area. Tanto Freddi a colloquio anche con Mirko Casassa. Va a prendere posizione Freddi, quindi dovrebbe essere un lancio lungo verso il portoghese, vediamo.
Così è, però stavolta verso Peitaso, capisci? Però tutto Sakon. Quindi Turk su di guida. Ancora Sakon, ha ricevuto una spinta da Freddy. Del Gaudio. Peitaso lascia scorrere su Casassa. Casassa lungo, capisce tutto Sakon. Del Gaudio fa sportellate con Palmegiani che manda fuori. Del Gaudio verso Turk. Ancora Del Gaudio. Ha provato a chiudere la linea di passaggio Freddy, non è riuscito però. Pietrangelo lungo. La chiama Casassa che lascia scorrere, si accontenta della rimessa. Tanto a bordo campo pronto a rientrare Faticuso, sempre con la maglietta gialla, per tentare l'ultimo assalto finale, sempre su power play. Intanto Freddy su Messina, ecco il portiere in movimento. Pallone che sbatte su Del Gaudio, ancora Messina. Arriva prima Sakon, attenzione che la porta è custodita. Stava per rientrare Messina. Comunque ultimo tocco di un giocatore dei Veneti. Rimessa Ciampino. Esce Messina, entra Ferretti. Quindi cambiano i 5, almeno parzialmente, per quanto riguarda il portiere di movimento. Ferretti, che ha alzato per un attimo lo sguardo per vedere il tempo. Mancano 2:20 effettivi. Ferretti, Palmegiani, porta ancora su Ferretti, chiama lo schema. Palmegiani, favore del movimento Ferretti, non riesce però ora il passaggio di Palmegiani su Faticuso. Quindi rimessa Kame. Sutton a cercare Del Gaudio, ci mette il piede Palmegiani. Rimessa Ciampino. Rientra Faticuso come portiere di movimento. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti effettivi alla fine del match. Kame avanti di 2 marcature nel punteggio. Ciampino che sul 2-2 ha sciupato ben 2 occasioni solari. Kame però comunque bravissimo a capitalizzare praticamente quasi tutte le occasioni ghiotte avute a disposizione. Anche 3, anche 4 parate notevoli di Mirko Casassa. Peitaso viene raddoppiato, quella palla su, gol in caduta di Sakon. Sigla la quinta marcatura e quindi il Kame vicinissimo a espugnare il pala Tarquini con Sakon. Approfitta di questo errore del Ciampino per portare sul +3 i suoi a 18:38 di questa ripresa. Intanto Palmegiani sulla destra, mette al centro, ci mette il piede Pietrangelo, poi Turk manda fuori. Un minuto effettivo al termine. Ferretti verso Freddy, prova a eludere Botosso, perde palla Freddy, finisce a terra Botosso, c'è fallo, quindi ammonito Freddy Santos a 49 effettivi dalla Sirena. Altra bella prestazione del Ciampino quest'oggi, che ancora una volta non è bastata a risollevare i rossoblù dai 18 punti in cui sta occupando la terzultima piazza. Kame invece che sta salendo a quota 32. Intanto Sakon verso Turk, Sakon col destro e chiude Casassa, quindi Freddy a sportellate con Botosso, ultimo tocco dell'ex Fenice. Intanto rimane a terra Casassa su un colpo sullo stomaco, quindi nelle dinamiche della precedente parata.
rimasto senza fiato il capitano dei padroni di casa. Ma si riparte, Peitaso lungo a cercare Freddi, ci mette a testa Sacon, quindi Botosso scarica su Del Gaudio, sulla destra Del Gaudio, tu per tu con Casassa, ancora Del Gaudio e chiude Casassa. Direi di no all'ex Villorba. Gran movimento del numero 9 del Came. Intanto Ferretti sulla sinistra, inseguito da Turk, ultimo tocco proprio dello sloveno, pallone che finisce tra le mani di Pietrangelo, lancia su Del Gaudio, mette il piede Ferretti, quindi Botosso, ultimi 12 secondi, si ferma e quindi Came che ottiene questa vittoria per 5-2 sul Ciampino e sale a quota 32 in classifica. Un'altra bellissima prestazione degli aeroportuali che ancora una volta non è bastata. Ricordiamo i marcatori. Sbloccare l'incontro Sato Sutton, il primo tempo 1-1, poi siglato da Giovanni Messina, poi il 2-1 opera ancora di Sutton, 2-2 il pareggio siglato da Ferretti su punizione, poi 3-2 ancora Josip Sutton e quindi il quarto gol firmato da Giapaviera, che ha approfittato di un errore su power play avversario, e il definitivo 5-2 firmato da Sagon. Bravo in caduta a indirizzare in porta la quinta marcatura trevigiana, ma rimanete con noi, proveremo a fermare qualcuno dei protagonisti di oggi. Siamo con Lorenzo Pietrangelo, uno dei protagonisti quest'oggi per la vittoria del Came. Lorenzo, una vittoria 5-2, forse non così scontata quanto il 5-2 possa lasciar suggerire. Sì, noi eravamo pronti a una gara difficile, comunque sappiamo che venire a giocare qui è molto difficile. Abbiamo fatto video prima della gara e comunque abbiamo constatato che squadre come Eboli, Olympus qui sono andate in svantaggio, campo difficile, siamo molto contenti, l'obiettivo era portare i 3 punti a casa e ci siamo riusciti anche con qualcosa in più. 3 punti che sicuramente lanciano il Came al inseguimento di questi playoff. Un Came allenato da un grandissimo allenatore come Silvio Rocia, ci sono tanti protagonisti, c'è Giapa, ci sei tu tra i pali, forse non ha un po' pochi punti rispetto al valore della rosa? Sì, diciamo che onestamente abbiamo perso qualche punto per strada, però noi siamo contenti del percorso che stiamo facendo, comunque è una squadra tra virgolette nuova, forse sarò ripetitivo, sono cose che si dicono, però
è vero, ci stiamo amalgamando, stiamo cercando di giocare partite importanti con la mentalità giusta e oggi ci siamo riusciti e speriamo che sia un trampolino di lancio per il futuro. Grazie Lorenzo e complimenti per la tua gara. Grazie mille, grazie. Per quanto riguarda gli aeroportuali siamo invece con Federico Palmeggiani, autore di un grande assist per il gol del momentaneo 1-1 di Giovanni Messina. Federico, un altro campione già visto, una grande gara qui in casa al Palatarquini del Ciampino, è mancato forse il gol oggi soprattutto sul 2-2. Sì, diciamo che il gol del 3-2 ci ha tagliato le gambe definitivamente. Dopo 2 volte abbiamo ripreso la partita, mentalmente siamo andati giù perché abbiamo preso gol poco dopo averlo fatto ed è stata una mazzata. Col portiere in movimento secondo me abbiamo creato qualcosa di pericoloso, ma non siamo riusciti, come purtroppo spesso ci capita, un po' per esperienza, un po' per mancanza di qualità, a buttarla dentro ancora. Federico, ultime battute, la delusione sicuramente è grande, ora però bisogna subito resettare, si torna già in campo martedì. La delusione è grandissima, quando in queste partite entri in campo così con la cattiveria giusta e tutto fa male uscire ancora una volta con 0 punti. Penso che ci possiamo recriminare poco, ma adesso la situazione settimana dopo settimana è ancora più difficile. Ci aspetta un tour de force importante, tante partite in pochi giorni e finito questo tour de force sapremo anche chi siamo veramente, perché al momento la situazione è veramente tosta. Grazie Federico. Grazie a voi. Dal Palatarquini è tutto, un saluto da Alessandro Cappellacci.